L'Anorese, in vista della gara di sabato contro il San Teodoro, in programma allo stadio Froghieri alle 15:30, chiama a raccolta i tifosi verdi-azzurri a partire dai più piccoli. Così stamattina una rappresentanza della squadra si è recata nella scuola elementare Podda di Nuoro per regalare agli alunni e alle insegnanti i biglietti della prossima sfida. I giocatori sono stati accolti con entusiasmo dai bambini e si sono sottoposti al rito della firma degli autografi. Un bel segnale da parte della società che punta al coinvolgimento delle nuove generazioni per alimentare il sogno promozione. Sabato il biglietto per gli adulti costerà 3 euro, mentre i ragazzi fino a 13 anni non pagheranno. Domani i giocatori saranno nella scuola elementare di Furriddu. Alessandro Alessandri, oggi una giornata tra i bambini delle scuole elementari, i tifosi del futuro. Siete stati travolti dall'entusiasmo di questi giovanissimi tifosi? Sì, un bellissimo entusiasmo che ci contagia, che lo assorbiamo con piacere, perché il calcio è un mezzo straordinario per lanciare dei messaggi positivi e il coinvolgimento dei ragazzi è uno di questi. Voi siete in lotta per la vittoria del campionato, sabato un importante appuntamento da vincere. Sì, un appuntamento importante perché mancano poche giornate alla fine e appunto il messaggio è proprio questo, di stringerci intorno alla squadra e cercare di dare il supporto per arrivare a un traguardo che tutti noi desideriamo.